Assessore Cesca, una nuova edizione di Cortili dell'Arte è arrivata qui a Tarso, in particolar modo a Fratta. Il pubblico che cosa deve aspettarsi da questa manifestazione? Sì, questa sera si inaugura Cortili dell'Arte, la 14ª edizione. Come tutti gli anni il pubblico avrà modo di incontrare tantissimi artisti e di vivere l'arte in tutte le sue sfaccettature, compresa appunto manifestazioni di teatro, musica e molto altro, per cui vi aspettiamo qui a Fratta. Quanti artisti più o meno sono coinvolti qui a Cortili dell'Arte? Anche quest'anno abbiamo l'onore di ospitare 80 artisti provenienti da tutto il Triveneto e non solo, e questo rende la manifestazione sicuramente sempre più accattivante. E la cosa bella è che questi artisti negli anni hanno creato fra di loro dei legami, per cui ci saranno anche degli eventi creati dagli artisti stessi all'interno della manifestazione, dalla loro idea e dalla loro amicizia. Per cui questo è sicuramente un valore aggiunto a Cortili dell'Arte. Insieme all'inaugurazione di Cortili dell'Arte, comunque insieme a questa iniziativa, c'è anche un progetto, il progetto COR. In che cosa consiste? Sì, il progetto COR Spazi Pubblici Palpitanti è un progetto del Comune di Tarso. È un progetto finanziato PNRR e in questi giorni, in concomitanza con i Cortili dell'Arte, si svolgerà appunto la parte culturale di questo progetto. Spazi pubblici palpitanti perché Fratta diventa luogo dove ospiteremo 3 artisti internazionali che sono qui in residenza già da qualche settimana e stanno realizzando le loro opere site specific, per cui fatte apposta per noi. I 3 artisti provengono da tutto il mondo e questa è una cosa che ci fa veramente un grande piacere e ci rende orgogliosi di portare avanti questo progetto per Tarso.